Ieri mattina presso il Palazzo Grandi Stazioni è stato presentato dalla Regione Veneto in sinergia con Infrastrutture Venete, partecipate al 100% della Regione, e con l'Università di Ca' Foscari, un progetto di rilancio della litoranea veneta. Sono stati discussi al prospetto di numerosi portatori di interessi i dati emersi da uno studio sul turismo fluviale lungo appunto la litoranea veneta. Lo studio ha riguardato le linee di navigabilità da Venezia a Fiume Tagliamento alla Laguna di Grado, concentrandosi sul risezionamento, il dragaggio e l'attrezzaggio fluviale per individuare le aree di intervento. Tra gli stakeholders Assonautica, Marino Masiero e altri rappresentanti di aziende interessate allo sviluppo del turismo fluviale che hanno contribuito alla discussione. Lo studio, grazie all'esposizione dell'Università di Ca' Foscari, ha permesso di vedere le opportunità del turismo fluviale lungo la litoranea veneta, esposte le opportunità della rete di navigabilità interna formata da rete regionale e da rete interregionale, che conta 500 km di rete direttamente gestiti e 275 km di vie navigabili interne appartenenti alla rete TENT Core Network. Lungo la rete ci sono 16 conche di navigazione automatizzate, oltre altre 6 in corso di automazione e altre 3 da automatizzare. Come afferma il consigliere regionale Dolfin, si tratta di un territorio per il quale è possibile uno sviluppo interessante con finanziamenti importanti e con importanti potenzialità nel mondo del turismo e della sostenibilità ambientale, da realizzare in collaborazione con tutti i comuni interessati. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.